La preghiera del Padre Nostro è breve ma audace. Gesù non insegna formule per ringraziarsi il Signore, anzi invita a pregarlo facendo cadere le barriere della soggezione e della paura. Lo sottolinea Papa Francesco all'udienza generale svoltasi in aula Paolo VI. Papa Bergoglio ricorda che nel Padre Nostro non ci sono preamboli, ma confidenza e fiducia filiale. La preghiera del Padre Nostro affonda le sue radici nella realtà concreta dell'uomo. Ad esempio, ci fa chiedere il pane quotidiano. La preghiera ci insegna Gesù, non inizia nell'esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno. Piuttosto si annida dovunque c'è un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che piange, che lotta, che soffre e si domanda perché? In qualche modo la nostra prima preghiera è stato il vagito che ha accompagnato il primo respiro, un pianto in cui si annuncia il destino di tutta la nostra vita, la nostra continua fame, la nostra continua sete, la nostra ricerca di felicità. Gesù nella preghiera non vuole spegnere l'umano, non vuole anestetizzare, vuole invece che ogni sofferenza, ogni inquietudine si slanci verso il cielo e diventi dialogo. Taluni in passato hanno abbracciato la teoria che la preghiera di domanda sia una forma debole della fede, mentre quella più autentica è quella della lode pura, quella che cerca Dio senza il peso di alcuna richiesta. Ma questo, rimarca il pontefice, non corrisponde al vero. Dio è il Padre che ha una immensa compassione di noi e vuole che i suoi figli gli parlino senza paura, direttamente. Padre.